Isolamento termico degli edifici, il cosiddetto cappotto, sostituzione dei serramenti, installazione di pompe di calore e impianti fotovoltaici sono i principali interventi fatti dall'Ater a Vittorio Veneto per riqualificare 33 alloggi con un investimento di fondi PNRR di oltre 2 milioni di euro. E va ad colmare quella che è un'esigenza naturalmente delle persone che vivono all'interno delle palazzine, quindi per il risparmio energetico, quindi minore spese per quanto riguarda le bollette. Gli appartamenti si trovano in 4 palazzine in via Buozzi. Questo è un intervento di riqualificazione, come dicevo prima, che non dà nuovi alloggi, ma rende più performanti quelli che sono i nostri alloggi. In effetti i nuovi appartamenti passeranno da una classe energetica DG a una classe energetica che varia dal D all'A. Questo potrà permettere un risparmio energetico per i nostri utenti che va dal 30 all'80, quindi facciamo una media del 50% di risparmio energetico su quelle che sono le bollette. Anche a Vittorio Veneto l'emergenza abitativa è sempre più pressante ed è necessario intervenire per dare casa a chi, secondo la graduatoria, la sta aspettando. Questo intervento va proprio attraverso l'opportunità del PNRR a dimostrare come le ATER siano intervenute in questo caso in 33 nuclei familiari per efficientare e quindi in linea con quel bando rispetto ai fondi strutturali che la Regione del Veneto sta cercando di mettere a sistema. In totale il comune di Vittorio Veneto dispone di 45 appartamenti, di cui 15 al momento sfitti, alcuni perché richiedono lavori, è in fase di ottimazione. Il recupero di 4 appartamenti comunali per una spesa di oltre 50.000 euro e ne sono stati individuati già altri 3 da sistemare.